Di nuovo assieme, campioni di passione, la trasmissione dedicata alla Lega Calcio Friuli Collinare. Ritorniamo a parlare con il dottor Latorre per specificare anche quali sono le responsabilità civili, penali che possono incontrare gli amministratori di tutte le associazioni che fanno parte, appunto, in questo caso della Lega Calcio Friuli Collinare. È importante riconoscere sin da questa prima battuta che quando spesso si dice che l'unico responsabile è il presidente di un'associazione, si commette un piccolo errore. La norma non parla specificatamente del presidente, ma di tutti coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Quindi c'è una definizione di responsabilità oggettiva molto ampia che è legata proprio al fatto che le nostre associazioni, quelle come sono gestite sicuramente le compagini della Lega Calcio Friuli Collinare, hanno un inquadramento da associazioni non riconosciute. Sto parlando del riconoscimento ai fini giuridici, ovviamente, non ai fini sportivi. Le associazioni non riconosciute non hanno autonomia patrimoniale perfetta e quindi chi risponde delle obbligazioni di queste associazioni, ripeto, risponde in primis colui o coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Ovviamente chi, se non il presidente, è tra questi personaggi, è evidente quindi che nell'ambito delle associazioni non riconosciute, come la stragrande maggioranza, penso alla totalità delle associazioni che fanno capo alla Lega Calcio Friuli Collinare, queste responsabilità sono in capo appunto a coloro che hanno agito in nome e per conto e al Presidente. Le responsabilità sono sostanzialmente amministrative e gestionali e fiscali. Non voglio entrare neanche per un attimo sulla parte che riguarda l'aspetto sanitario, perché qua si aprono come dire, discussioni molto ampie. Certo è che la questione dei defibrillatori, soprattutto nei campionati over, come abbiamo sentito poco fa, rivestono una importanza sicuramente più rilevante rispetto ai campionati dei settori giovanili oppure di altre categorie. Tornando con gli occhi sulla palla per quanto riguarda le responsabilità gestionali, è evidente che la responsabilità principale del Presidente è quella di rispondere solidalmente ed illimitatamente con il proprio patrimonio personale anche delle obbligazioni dell'associazione. Ma questa responsabilità, come dicevo prima, non è solamente in capo alla sua persona, bensì anche a tutti coloro che hanno agito in nome e per conto della stessa. Presidente, tutte queste difficoltà, anche appunto stando alle normative vigenti, però voi riuscite a superarle? Ma si riesce perché poi alla fine la passione per il gioco del calcio prevale, perché se dovessi pensare a tutte queste problematiche qui avrei già chiuso baracca e burattini e mandato tutti a casa. Non è pensabile farsi condizionare, oddio. Lo so, ne sono consapevole, difatti presto particolare attenzione soprattutto alle visite mediche che sono obbligatorie, certo, visto l'età che abbiamo, diciamo che rispetto a altri argomenti di tipo fiscale questa è la parte che mi interessa di più e a cui sono particolarmente attento perché essendone responsabile certo. Voglio essere sicuro che almeno si vada in campo con la visita medica eseguita, poi non si possono fare gesti qua, ma... Certo, la scaramanzia, no? Ecco, invece volevo chiedere, cambiando un po' argomento, a Vittorio, il doppio ruolo da giocatore dirigente, ma si sa che, come nel calcio dilettanti in FIGC, ma anche a livello amatoriale, la figura del dirigente viene a mancare, no? Ce ne sono sempre meno. Magari per voi non è un problema perché appunto riuscite a gestire il doppio ruolo giocatore-dirigente, ma nel calcio amatoriale il dirigente che cosa fa in particolare? Ma dirigente da quando sono subentrato io, perché praticamente è una costola della prima squadra, abbiamo fatto la seconda squadra, quindi cosa sono 6 anni? 4-5 anni. 5 anni diciamo. Siamo partiti con una prima. Ho cominciato a occuparmi un po' della logistica di tutto quanto io. In collaborazione con un bel gruppo, quindi grosse problematiche non ce ne sono, diciamo, è un po' da intrattenere, sì, coordinare con le varie società che ci ospitano, che ci danno la logistica, Insomma, voi mettete la passione, l'impegno, sì. Il vostro tempo, perché naturalmente sì. Questo è fondamentale, ma c'è anche un obiettivo sociale, vero?
importante. Ma l'obiettivo sociale fondamentalmente è quello di fare un po' di attività sportiva che alla nostra età credo faccia bene, visto che siamo in un'età in cui un minimo di attività sportiva credo sia salutare ed dovrebbe essere perlomeno lo scopo principale. Poi quando si va in campo magari spesso ci si dimentica dell'età e si ragiona come se avessimo ancora 20 anni o fossimo in piena attività agonistica. Non è così, l'importante, ripeto, deve essere quello. L'amministrazione comunale vi dà una mano, vi supporta? Ma diciamo che se c'è bisogno direi di sì, non abbiamo strutture nostre, quindi siamo sempre ospiti di strutture già esistenti. Fra Portogruaro e Concordia c'è la possibilità per fortuna di disporre di diverse strutture. Non abbiamo a livello di qualità gli impianti che vediamo spesso quando veniamo in Friuli, Venezia Giulia. Invece andiamo a vedere, grazie alla regia di Gian Domenico Ricci, un po' la vostra situazione. Allora partiamo dalla prima grafica che fa riferimento all'Over 40. Questi sono i risultati della quarta giornata, poi proseguiamo e vediamo anche la classifica che vi vede in questo momento a quota 1 punto e vediamo anche il vostro cammino successivamente. Questo è appunto, saranno i vostri prossimi appuntamenti in campionato, in particolare con la Fortezza se non sbaglio, mentre per quanto riguarda l'Over 50 ci sono le altre grafiche che appunto fanno riferimento queste a risultati della terza giornata, così insomma li rivedete, ma rivediamo anche la classifica e il cammino. Questa è la vostra situazione in classifica per quanto riguarda gli over 50, va un po' meglio, 2 punti, e poi vediamo anche il cammino, i vostri prossimi appuntamenti che vi vede affrontare Cordigliano, giusto? Questa sera. Ecco, questa sera. Questa è la vostra situazione in classifica. Va meglio che gli over 50, Presidente? Ma ripeto, le classifiche non sono poi così importanti, specialmente nella prima fase. Però perché... lei mi dicono che è il bomber della squadra. Oddio, Io diciamo, chiedo sì, conferma a Vittorio. Se ho la fortuna di trovarmi nelle condizioni di segnare, faccio del mio meglio, diciamo. Bene, adesso andiamo a vedere un'altra rubrica, voci dai campi, e poi ritorniamo in studio in diretta. Sono Alan Vissa e gioco qua nel calcio 5 da 11 anni. Entrambe avete segnato molti gol in queste prime giornate, con una media di 6 a partita. È l'attacco la vostra forza? Anche secondo me il nostro punto di forza è l'attacco, però dobbiamo secondo me migliorare molto in fase di difesa, perché in ogni partita regaliamo molte occasioni agli avversari e anche soprattutto per sbagli nostri. Sono Adriano Genovese e gioco nel calcio 5 Thomas Sons da 9 anni. Quali sono gli stimoli e le motivazioni con cui affrontate questo campionato di seconda categoria? Lo stimolo principale è quello di ritornare nella massima categoria regionale nel giro di triennio, visto che negli ultimi anni c'è stato un ricambio generazionale. E, diciamo così, non ci nascondiamo, puntiamo alla promozione diretta già quest'anno. Buonasera a tutti, sono De Grassi Dennis e rappresento l'SD Golfita Aquileia, calcio a 5. Tra le vostre fila avete giocatori sui quali puntate o cercate di sfruttare al meglio il collettivo? Lo scopo iniziale per il quale poi abbiamo deciso di partecipare a questa federazione, che è tra virgolette un po' più amatoriale rispetto alla FIGC, è stato appunto quello di dire ok, ci troviamo e cerchiamo di puntare un po' su tutto il gruppo, prima il gruppo e poi il singolo. Uno degli scopi principali è chiaramente far giocare tutti a rotazione. È chiaro che poi quando sono partite un attimino un po' più tirate come questa di oggi, che è stata combattuta fino alla fine a darmi pari, diciamo, ovviamente poi lì c'è un allenatore, le scelte le fa lui ovviamente, però lo scopo da qui a fine anno è quello che tutti possano partecipare e giocare il più possibile ovviamente. Cosa ne pensi del fair play nel calcio e della Coppa Disciplina? Detta da me, che sono un po' abbastanza, diciamo, irrequieto quando gioco, diciamo che no, sono d'accordo che venga applicata questa regola, perché comunque insomma è corretto, insomma, che ci sia lealtà anche in questo sport,
che onestamente non ho mai visto proprio una grandissima lealtà nel calcio. Diciamo che tendenzialmente è sempre uno sport abbastanza irruento, diciamo così, rispetto ad altri sport dove diciamo la lealtà e il fair play è uno dei pilastri, insomma, della competizione. A Portogruaro come siete con la Coppa Disciplina? Beh, in quello stiamo messi bene, perché è un altro delle cose a cui tengo, perché rispetto per compagni, giocatori, avversari, arbitri dovrebbe essere una delle fondamenta dell'attività amatoriale. Certo. E su quello sicuramente siamo messi meglio che no. Classifica, che poi tra l'altro conta meno, la classifica della prima fase, perché siete ancora in fase di studio, diciamo così? Sì, ma è una fase preliminare che ha un'importanza relativa, non c'è ancora una suddivisione corretta delle forze in campo. E questa diciamo. è la parola del presidente del Bomber. L'altro giocatore è d'accordo su questa analisi? Siete ancora in fase di studio? Sì, ma in fase di studio anche in fase di recupero dall'infermeria, perché ecco. è sempre ben nutrita la nostra infermeria. Me compreso. Passiamo al dottor Latorre. Ci saranno novità in arrivo per chi amministra e gestisce le associazioni? Noi viviamo una realtà dove la normativa fiscale e tributaria ha una vita molto breve. Nella finanziaria, che adesso si chiama in un altro modo, sta per arrivare, ci sono sicuramente delle cose che riguarderanno anche il mondo delle associazioni, per esempio il tanto vituperato spesometro, che adesso era un elenco clienti fornitori da presentare una volta l'anno. Pare che nella prossima finanziaria appunto questo adempimento verrà proposto addirittura trimestralmente. Non sappiamo ancora nulla, aspettiamo curiosi di quello che potrà accadere. Ritengo che sia giusto dire però che anche le associazioni che non hanno la partita IVA hanno ancora un obbligo fiscale molto importante, che è quello della certificazione unica. La certificazione unica attesta i rimborsi pagati nell'anno precedente e va presentato entro il 28 febbraio di ogni anno. Questo è un adempimento che spesso viene dimenticato, ma bisogna invece ricordarlo. Noi siamo in chiusura, Campioni di Passione ritorna domenica, sempre preciso e puntuale alle 13:30 per raccontarvi tutte le novità e farvi conoscere questa realtà che conta 9.000 tesserati e 300 associazioni. Io ringrazio, oggi è stato presente qui con noi il dottor Giampiero Latorre, tributarista, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie, arrivederci. E grazie ai ragazzi del Portogruaro, Enrico Angeli, Vittorio Ballan, dirigente, capitano, presidente, dirigente e giocatore. Avete questo doppio ruolo. Grazie a voi, arrivederci. Soprattutto per i ragazzi. Sì, esatto. Grazie per l'attenzione a voi, alla prossima.